Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, puntuali come sempre alle 12 insieme fino alle 13:30 con la nostra prima edizione. Oggi tantissima la cronaca soprattutto dalle strade. È stata una settimana di sangue sulle strade della Marca e non solo, si contano già 6 giovani vittime. Oggi i funerali a Gorgo, al Monticano e a Pieve del Grappa dei 2 giovani di 27 e 20 anni morti in sella alle loro moto mentre stavano appunto divertendosi o comunque correndo per le strade. Avremo modo anche di farvi vedere la partecipazione all'ultimo saluto ai 2 ragazzi. Per noi sul posto c'erano Lucio Zanato e Vanessa Banzato, e poi invece è stata una notte ancora di sangue. Per fortuna non ci sono stati morti nella Marca, mentre si è contato un morto, un signore di 50 anni a Concordia Sagittaria. Ma cominciamo proprio dalla Marca. Siamo a Cima del Grappa, un'uscita di strada nella notte a pochi chilometri proprio da Cima Grappa. Un 20enne di Villorba è finito fuori strada rompendosi una gamba. Sul posto l'elisoccorso, ci sono volute ben 2 ore per gli operatori del soccorso alpino per recuperarlo. Vediamo il servizio. Ha perso il controllo della moto finendo contro il guardrail e un albero prima di precipitare in una scarpata profonda 30 metri. Era notte fonda quando è intervenuto il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, allertato intorno alle 3 del mattino, arrivato in aiuto del motociclista di 20 anni residente a Villorba. A dare l'allarme proprio lo stesso ragazzo localizzato in zona Meatte a 5,5 km da Cima Grappa. Il giovane è stato raggiunto da 7 operatori insieme al personale sanitario del SUEM di Crespano del Grappa che gli hanno prestato le prime cure. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco. Il ragazzo, con una probabile rottura della gamba, è stato stabilizzato, caricato in barella e sollevato con contrappeso fino alla sede stradale. Un intervento di recupero che ha richiesto 2 ore di tempo per riportare il giovane ferito in salvo. L'infortunato è stato poi imbarcato sull'elicottero di Treviso Emergenza, atterrato nelle vicinanze e accompagnato all'ospedale Cafoncello, dove si trova ancora ricoverato. Questo dunque nel Trevigiano. Siamo ora a Concordia Sagittaria, nel veneziano tragico incidente. Ieri sera intorno alle 20:30 un uomo in scooter, Arthur Cela, lo vedete nella foto, 50 anni, di origini albanesi, ha perso la vita in via Claudia dopo aver urtato una Fiat 500 che sbucava da una strada laterale. La vittima viveva appena a mezzo chilometro di distanza dal luogo in cui ha perso la vita. Dopo l'impatto con l'auto la vittima è finita contro gli archi in ferro che delimitano il marciapiede della strada a protezione dei pedoni. La prima ipotesi è che lo scooterista sarebbe deceduto per le gravi ferite riportate nell'impatto contro gli archi di ferro. La moto è finita dritta a distanza di una ventina di metri. Le 2 persone a bordo della 500 invece sono state soccorse in stato di shock. Sono 2 giovani sempre del posto. Mentre è stata aperta un'inchiesta sulla tragica fine del 23enne di Orsago, Filippo Morello, caduto in sella alla moto da cross durante una gara lungo la pista Luciano Battauz, diversa Romance di Sonzo, in provincia di Gorizia, è stata disposta l'autopsia. Amava fin da piccolo il motocross Filippo Morello. La tragedia proprio durante la seconda tappa del campionato regionale del Friuli Venezia Giulia. La procura di Gorizia ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati. I carabinieri giunti sul posto hanno sequestrato la moto del giovane ed il casco ed hanno sentito i testimoni presenti al momento del gravissimo incidente, mentre il pubblico ministero ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Dolore e incredulità ad Orsago, dove viveva il 23enne assieme alla famiglia. In via Corridone è calato il silenzio, nell'abitazione la disperazione di mamma e papà che hanno assistito alla caduta mortale del figlio. Il giovane, sbalzato dalla moto, è stato travolto da altri piloti. A nulla sono serviti i soccorsi tempestivi e le manovre di rianimazione dei medici intervenuti con ambulanze dell'Isoccorso. Il 23enne è morto su quelle piste che lui amava tanto. Il sindaco di Orsago, Giancarlo Mion, è andato ad abbracciare la famiglia, chiusa nel dolore. Non abbiamo neanche parlato, ci siamo solo abbracciati perché è un momento difficile, duro. Avevano 2 figli, una famiglia normalissima, marito e moglie che lavorano, 2 figli, uno di 20 e uno di 22 anni. Filippo aveva la passione, aveva la passione del motocross, ha fatto una gara in Friuli, era anche portato per il motocross, mi diceva il papà, perché comunque era in testa, è caduto e quello che lo sopraggiungeva gli ha piombato addosso.
e non poteva evitarlo, mi ha detto anche suo papà. Un bravo ragazzo, lavorava a Cordignano presso la ditta SCM, sconvolti i colleghi appena appresa la tragica notizia. Lavorava da circa 3 anni, era una persona splendida, una perla rara, al di là di tante cose, veramente era una persona gentile, molto garbato e sempre disponibile, ma anche molto bravo. Una famiglia conosciuta in paese dove la notizia è piombata come un macigno. Filippo aveva un fratello più piccolo all'estero per motivi di studio. Un incidente di gara tragico che ha sconvolto l'intero mondo dello sport. Ad Orsago il paese è sotto shock. Una giovane vita spezzata, dice una signora sconvolta. Al bar accanto al municipio non si parla d'altro. Quando succedono queste cose così improvvise a ragazzi così giovani, ovviamente tocca a tutta la comunità. Filippo in sella alla moto, in questa foto tutta la sua passione per questo sport ed il sorriso che lui sapeva regalare a tutti. Abbiamo ascoltato anche le parole, il ricordo di Filippo Morello del motoclub del quale era iscritto e che si trova a Polcenico. Sono sconcertato perché mi hanno chiamato ieri pomeriggio che ero già via e mi hanno detto guarda che gli stanno facendo un massaggio cardiaco, mi hanno spiegato un po' il fatto, come è successo e niente. La comunità di Polcenigo è in lutto per la tragica scomparsa di Filippo Morello, il giovane motociclista di 23 anni morto nel primo pomeriggio di ieri a Romans di Isonzo durante una gara regionale di motocross. Originario di Orsago, Filippo era tesserato al motoclub di Polcenigo, realtà sportiva che oggi piange la perdita di uno dei suoi ragazzi più promettenti. Ma Filippo, per quanto lo conoscevamo noi, era una persona splendida, veramente un bravo ragazzo. Pochi così se ne trovano. Difatti siamo in un dispiacere infinito e grande, anche perché veniva a aiutarci alle gare spesso, era sempre disponibile. Purtroppo è successo il fattaccio e niente, così. Lui, se non ricordo male, era venuto che era minorenne, dovrebbe aver avuto 17 anni. E poi agonisticamente parlando invece ha iniziato l'anno scorso con delle gare di enduro per poi buttarsi nel cross. Difatti questa era la seconda gara regionale che faceva e niente, andava anche bene come pilota, diciamo. Dunque questo il ricordo, e come accennavamo in apertura della nostra prima edizione, questa mattina alle 10 si è svolto nella chiesa parrocchiale di Sant'Ippolito e Cassiano a Gorgo al Monticano l'ultimo saluto, il funerale di Andrea di 27 anni, il giovane morto martedì pomeriggio. Stava provando la moto di un cliente appena riparata per accertarsi che il lavoro fosse stato eseguito bene. Pochi minuti e il giovane meccanico sarebbe tornato in officina. Purtroppo lungo il tragitto è rimasto coinvolto in un tragico incidente contro un trattore che non gli ha lasciato scampo. Queste le immagini di Lucio Zanato che ci arrivano proprio dal funerale svoltosi in mattinata. Come vedete tantissime le persone, i familiari e gli amici che hanno voluto ricordare e essere vicini ad Andrea nel suo ultimo viaggio. Siamo nel Vicentino, la tragedia del maltempo a Valdagno e che ha visto il crollo di un ponte cittadino e la morte di 2 persone. È stato recuperato ieri il veicolo su cui viaggiavano le vittime, un contributo prezioso all'inchiesta avviata dal Tribunale di Vicenza. Questo è ciò che rimane della vettura su cui viaggiavano Leone e Francesco Nardon, le vittime del crollo parziale del ponte dei Nori a Valdagno durante l'emergenza maltempo il 17 aprile scorso. La violentissima piena del torrente Agno aveva trasportato il mezzo più a valle nel territorio di Cornedo Vicentino, arenandosi nella frazione di San Martino tra gli alberi e i massi vicino alle sponde. Venne avvistata il giorno dopo la tragedia. L'effetto spaventoso della furia inaudita delle acque che aveva provocato la voragine nel ponte e che poi aveva convinto i soccorritori ad aspettare condizioni meteo più favorevoli per recuperare il rottame.
Esattamente qui l'auto, la Fiat Ulisse su cui viaggiavano i padre e figlio è finita, per 5 km è stata trascinata con rami. Ecco, questa mattina vedete che hanno atteso i vigili del fuoco che l'agno diminuisse l'impeto nei giorni, proprio per permettere il recupero dell'auto in sicurezza, che è avvenuto proprio pochi minuti fa. L'ultima autogru che ha permesso il recupero del mezzo è andata via da poco ed è stata l'epilogo di questo momento. Ricordiamo che i corpi invece di padre e figlio sono stati trascinati per altri 5 km fino al bacino di laminazione di Trissino. L'automobile accartocciata che è stata recuperata è stata posta sotto sequestro, come l'area in cui è stata trovata. La procura di Vicenza infatti sta ancora indagando per disastro colposo e duplice omicidio colposo ad opera di ignoti. Il rottame sarà messo a disposizione della dottoressa Cristina Carunchio, il pubblico ministero che ha il compito di fare chiarezza su quanto accaduto, assieme a 2 consulenti, 2 ingegneri civili dell'Università di Padova, specializzati rispettivamente in costruzioni edili e in idraulica. Vi abbiamo fatto vedere pochi minuti fa l'ultimo saluto ad Andrea Buosi. Insomma, si sta parlando molto in questi giorni proprio delle vittime in sella alle moto. L'europarlamentare di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo Flavio Tosi auspica che la decisione spagnola, che dal prossimo luglio obbliga l'utilizzo dell'airbag ai nuovi motociclisti per ottenere la patente A, sia estesa in tutta l'Unione Europea. Una battaglia portata avanti in Veneto e in Italia da Andrea Dan, presidente dell'associazione Manuela. Pertanto Tosi ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea nella quale le chiede se intenda promuovere a livello europeo, attraverso iniziative legislative o raccomandazioni, l'adozione di dispositivi di protezione avanzati per motociclisti come gli airbag e se preveda misure per sostenere finanziariamente l'adozione di questi dispositivi attraverso fondi europei o programmi di sicurezza stradale, come intenda valorizzare e diffondere tra gli Stati membri le migliori pratiche per ridurre la mortalità tra gli utenti vulnerabili della strada. E insomma abbiamo visto l'ultimo saluto Andrea Buosi a Gorgo al Monticano. Noi ci spostiamo a Pieve del Grappa per l'ultimo saluto a un altro giovane ragazzo di soli 20 anni, Giacomo Bologna. Per noi sul posto c'era la nostra Vanessa Banzato. Si è concluso da pochissimo il funerale di Giacomo Bologna, il ragazzo di 20 anni morto dopo giorni di agonia lunedì scorso a seguito di un terribile incidente stradale che l'ha visto coinvolto mentre stava rincasando in sella la sua motocicletta. Piena la chiesa di Fietta di Paderno di Pieve del Grappa, pieno il sagrato della chiesa stessa, perché tantissime persone hanno voluto ricordare un ragazzo amatissimo, e a dir poco usare il termine amatissimo, ha saputo dare così tanto a tutte le persone che l'hanno incontrato, a tutti quelli, ai giovani, agli adulti che l'hanno incontrato, che davvero è stato un messaggio, come un ringraziamento corale che hanno voluto dedicare a questo ventenne, Bolo come lo chiamavano gli amici del gruppo giovani della chiesa di Fieta che frequentava. Hai lasciato un vuoto immenso ma un amore che non finirà mai. Queste le parole che sono apparse su uno striscione qua all'esterno della chiesa poco prima che avesse inizio il funerale. E tante parole sono state spese per ricordare Giacomo, per ricordare la sua fede fatta di fatti concreti, non soltanto di parole, ma soprattutto per parlare di quel testamento che lui ha lasciato, un testamento d'amore, un testamento di bene, un testamento d'essere davvero una famiglia e una comunità, e pensare che un ragazzo di appena 20 anni sia riuscito a dare così tanto alla sua comunità è davvero un regalo immenso che ha fatto alle persone che ha conosciuto e chi l'ha affiancato in questi anni di vita, che ha affiancato questo giovane studente universitario, era al 3° anno di ingegneria, dopo aver frequentato il liceo Brocchi all'indirizzo quadriennale di scienze applicate. Tantissime persone, lo voglio ricordare ancora, che hanno voluto dire grazie in questa maniera corale, in una maniera in preghiera a Giacomo Bologna a Bolo, e tra l'altro un grazie che viene suggellato anche dall'ennesimo gesto di
Giacomo. La famiglia ha consentito alla donazione degli organi e oltretutto le offerte che sono state raccolte in questo momento di preghiera e di ricordo di Giacomo Bologna sono state devolute al SUEM di Crespano di Pieve del Grappa. Quindi continua questo suo esempio d'amore anche se lui fisicamente non c'è più, ma di certo il suo cuore, la sua mente, tutto il bene che ha saputo dare ci sono e ci sono ancora. Insomma, l'abbiamo visto il mare di persone sia per Andrea che per Giacomo. Noi abbandoniamo intanto quest'ampia pagina dedicata a questi giovani ragazzi che hanno perso la vita. Ci spostiamo e cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Valdobbiadene, dove vedo collegato dalla piazza cittadina il nostro Christian Arboit, un fatto che ha destato curiosità, ma soprattutto questa mattina sta destando moltissime polemiche proprio a Valdobbiadene, ma ci racconta tutto nel dettaglio il nostro Christian Arboit. Buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno anche da parte di Francesco Ceron che sta curando la parte tecnica. Si tratta di una vicenda boccaccesca ma che potrebbe avere delle conseguenze anche legali. Non so se le possiamo già vedere queste immagini, un video che sta diventando virale sui social, un video girato ieri sera alle 22, alle 10, quindi della sera, quando due ragazzi, probabilmente turisti stranieri, si sono immersi in disabie all'interno della fontana, nel cuore di Valdobbiadene, nel cuore della piazza da poco tempo ristrutturata. Una scena che non è passata inosservata, locali pieni, sono giorni di ponte, Valdobbiadene è a tutti gli effetti una delle principali mete turistiche della Marca Trevigiana e del Veneto, e le scene sono quelle che vedete, due ragazzi completamente in disabie, una ragazza in topless che senza tanti problemi appunto si sono immersi, probabilmente per quello che doveva essere un bagno rinfrescante, nella piazza del paese. Immagini subito diventate virali, e immagini che sono state girate anche al sindaco Luciano Fregonese, che lì per lì non si è divertito più di tanto. Sindaco. No, non lo trovo divertente, lo trovo di cattivo gusto, oltre che oltraggioso, insomma, per il decoro della città di Valdobbiadene. Io ho avuto le immagini ieri sera, alcuni minuti dopo il fatto accaduto, quindi mi sono recato subito qui in piazza, ma gli autori non c'erano più. Abbiamo le registrazioni delle telecamere qui in piazza Marconi, oltre ai video che sono stati ripresi quella sera, quindi ho fatto la segnalazione alla polizia locale, che nelle prossime ore procederà con le indagini, con le valutazioni e verifiche con chi era presente sul posto. C'era parecchia gente ieri sera. Peraltro dispiace il fatto che le persone si siano limitate a osservare e a riprendere coi cellulari per postare nei social le immagini, e nessuno abbia fatto una tempestiva segnalazione alle forze dell'ordine. Questo non va bene. Se vogliamo bene il nostro paese, se vogliamo bene, insomma, se vogliamo essere accoglienti, dobbiamo anche essere collaborativi, quindi invito la prossima volta chi è presente in diretta a questi episodi, se non vuole segnalare direttamente agli autori, ma che lo segnali alle autorità, alle forze dell'ordine, perché possiamo intervenire tempestivamente. Lo faremo in ogni caso, le indagini sono già partite. Insomma, se si riesce a evitare, prevenire la cosa, è sicuramente meglio per tutti. Ipotesi di reato potrebbe essere, quando parlavo di vicenda boccaccesca ma che può avere conseguenze legali, potrebbe esserci agli estremi del reato di atti osceni in un luogo pubblico. Sì, io ho fatto la segnalazione alla polizia locale perché si ottemperi a un'ordinanza che già c'è per il divieto di entrare nella fontana, e questo sarà fatto. Poi mi confronterò lunedì con il comandante della polizia locale, con gli uffici e con i carabinieri che ho già contattato, se sia opportuno anche procedere con una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Faccio presente che quando accadono queste scene che vogliono essere trasmesse pubblicamente in tutti i social, insomma, le denunce sono doverose. Insomma, valuteremo se si tratta effettivamente di atti osceni in luogo pubblico,
pubblico. Se così fosse, come credo che sia, è inevitabile la denuncia da parte del sindaco. Ci sta la goliardia, ci sta lo scherzo, ma quando si superano i limiti bisogna provvedere. E qui si sono superati? Si sono superati, trovo l'episodio volgare. Chi l'ha fatto probabilmente si è divertito, io no. La comunità di Valdobbiadene non si è divertita, siamo molto accoglienti. Accogliere significa anche far rispettare le regole. Chi viene qua pensando di non rispettarle sappia che si rispettano anche qui, anche in Italia, anche a Valdobbiadene, non solo nei paesi stranieri. Quindi è doveroso far rispettare le regole, sanzionare chi commette questi atti, e un appello ancora alla collaborazione a chi vede questi fenomeni, che avvisi tempestivamente le forze dell'ordine. Grazie Sindaco Luciano Fregonese. A Valdobbiadene non si scherza. Per il momento è tutto dalla piazza con Francesco Ceron, ringraziando nuovamente il Sindaco Fregonese. Edi, ti restituisco la linea. E grazie Cristian, grazie ovviamente anche al sindaco Francesco che ha curato la parte tecnica, l'abbiamo visto anche nelle immagini, è una situazione che continuerà, immaginiamo tutti, a far discutere. Noi andiamo invece nel Padovano per adesso perché si stanno riprendendo i due tifosi del Cittadella colpiti da infarto giovedì pomeriggio, poco prima del fischio d'inizio della partita contro il Brescia. 3 baseleghe il giorno precedente, i colleghi sono riusciti a salvare anche un 47enne. Sono in buone condizioni i 2 tifosi del Cittadella colpiti da infarto mentre erano sugli spalti dello stadio Tombolato. Fondamentale per un 59enne che vive nella città murata il pronto intervento dei medici a bordo campo che lo hanno rianimato per lunghissimi minuti. Meno gravi le condizioni del secondo tifoso. Entrambi sono stati trasportati in ospedale a Cittadella, dove sono stati operati dai professionisti del reparto di emodinamica, un'equipe che solo nel 2024 ha eseguito 1500 interventi diagnostici. La rapidità dei soccorsi ha salvato la vita dei 2 uomini, deve invece la vita ai colleghi, un 47enne che mercoledì ha accusato un fortissimo dolore al petto mentre lavorava in una fabbrica di 3 baseleghe. Al telefono con il 118 2 colleghi hanno prestato i primi soccorsi con massaggio cardiaco e uso del defibrillatore. Trasportato in elicottero a Padova, il 47enne è ricoverato in prognosi riservata. E continuiamo a parlare di cronaca dalle strade, un ennesimo incidente lungo la A4 nel tratto tra Latisana e Portogruaro. Per cause ancora da chiarire, l'auto guidata da un 20enne ha tamponato un camion verso le 2 del mattino di 2 giorni fa. Immediato l'intervento dei soccorsi che hanno trasportato il ragazzo alla guida all'ospedale di Latisana per accertamenti, ma non è in pericolo di vita, il camionista è uscito illeso. Mentre erano diretti in Veneto per vedere un familiare, quindi si è materializzata la tragedia in cui hanno perso la vita i coniugi triestini Patrizia Furlanetto e Massimiliano Simonetti. Era in viaggio assieme alla moglie per andare a trovare il fratello residente a Oberzo, in provincia di Treviso. Una gita fuori porta, finita nel più tragico dei modi, quella di mercoledì mattina. Massimiliano Simonetti e Patrizia Furlanetto, triestini di 78 e 77 anni, sono deceduti dopo aver sfondato con l'auto il cantiere fra Latisana e Portogruaro al chilometro 452. L'attività di lavoro in corso era segnalata 1 chilometro prima. Secondo le ricostruzioni, sul posto per competenza la polizia stradale di Palmanova, prima l'auto ha investito i coni segnaletici, poi dopo aver impattato più volte sulla barriera di sicurezza ha centrato a grande velocità il veicolo della manutenzione di autostrade Alto Adriatico, che a sua volta ha tamponato il mezzo di un'altra ditta. Nessun operaio è rimasto coinvolto nell'incidente. Proseguono le indagini per appurare le cause della tragedia, come è emerso fra le ipotesi quella di un malore dell'uomo che si trovava alla guida. Gran dispiegamento di mezzi quel giorno a seguito dell'incidente, sul posto i medici del servizio SUEM che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei coniugi nonostante la tempestività dell'intervento. I pompieri del distaccamento di Portogruaro invece hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata. Come giocoforza succede in questi casi, il traffico è andato completamente in tilt, con code chilometriche che hanno coinvolto tutto il tratto fra Latisana e Portogruaro.
E torniamo nel Vicentino, perché 2 giovani provenienti invece dalla provincia di Venezia sono rimasti bloccati a 1000 metri di quota sul massiccio del Grappa dopo aver perso la traccia del sentiero che stavano seguendo e li ha dovuti recuperare il soccorso alpino. Perdono la traccia durante un'escursione sul massiccio del Grappa e vengono recuperati dal soccorso alpino in un difficile intervento a 1000 metri di quota. È accaduto a 2 giovani di Noale che erano saliti a Cima Grappa dal sentiero 153 e avevano poi deciso di scendere sul sentiero delle Meatte, sul versante che dà su Crespano. Giunti a un bivio si erano però inoltrati su un percorso alternativo per esperti, poco battuto e poco segnato. Abbassandosi di quota avevano quindi smarrito la traccia, fino a quando, giunti a 1000 metri di quota, erano rimasti bloccati in una gola e non erano più riusciti a ritrovare il sentiero. A questo punto è scattato l'allarme, il soccorso alpino è giunto nelle vicinanze. Gli operatori si sono calati con le corde fino a quando i ragazzi sono stati finalmente individuati. Sono stati poi dotati di imbrago e fatti risalire fino a uno spiazzo dove l'elicottero dei vigili del fuoco li ha recuperati per portarli a valle. Ancora nel Vicentino siamo a Tiene, un intervento dei carabinieri per fermare un ragazzo di 25 anni che dopo averli minacciati ha danneggiato anche l'auto di servizio, è stato arrestato. Arrestato dai carabinieri un cittadino senegalese di 25 anni. Gli uomini dell'Arma nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, intervenuti a Tiene per sedare una lite animata che era stata segnalata, hanno controllato lo straniero nelle vicinanze di un esercizio di ristorazione. L'uomo, alla vista dei militari, ha iniziato prima ad inveire verbalmente, minacciandoli, per poi scagliarsi contro l'auto di servizio dei carabinieri, colpendola alla carrozzeria e danneggiando il cofano posteriore. I militari, dopo averlo bloccato, lo hanno immobilizzato e arrestato per i reati di danneggiamento, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Lo straniero è stato portato in carcere a Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Siamo a Venezia, nel 16° giorno consecutivo del contributo d'accesso. Parla Marco Rosa Salva, che contro il provvedimento genera migliaia di codici per non far pagare l'ingresso a Venezia, e con lui c'è il nostro Filippo Fois proprio dal centro cittadino. Filippo, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Dunque la questione si dibatte da quando ha fatto capolino nel dibattito pubblico di Venezia l'ipotesi di un contributo d'accesso a Venezia. È giusto pagare un biglietto per entrare in una città? Secondo Marco Rosasalva, come molti altri veneziani, non è giusto, c'è anche naturalmente chi è d'accordo. Marco Rosasalva però è tra coloro che ha fatto di più, perché genera dei codici per esentare dal pagamento del contributo d'accesso. Come si fa? Naturalmente il contributo d'accesso lo pagano tutta una serie di turisti che arrivano a Venezia, a meno che per esempio non sia un mio amico che mi viene a trovare dalla Lombardia o dalla Siberia, può arrivare da qualsiasi parte che non sia il Veneto. A quel punto io lo esento perché è un mio ospite, non è giusto che uno per venire ospite a casa mia debba pagare. Cosa fa Marco Rosasalva? Genera questi codici di esenzione a ripetizione, possiamo dire, a gruppi di 150, siamo arrivati a 150.000, 200.000 voucher che servono. Adesso lei ce lo spieghi un po'. Innanzitutto perché ha iniziato questa battaglia? Perché ritengo che il contributo di accesso sia un provvedimento completamente inutile, che sia un provvedimento completamente deleterio per la città e nelle sue modalità di esecuzione sia anche completamente ridicolo, per cui io penso che sia il caso di boicottarlo. Come lei genera dei voucher che poi mette su internet. Di cosa si tratta? Cosa sono? Allora, sono codici di esenzione. Perché? Allora, tra le varie esenzioni al contributo d'accesso c'è quella per chiunque si rechi in visita a un residente della città, così dice il regolamento. Però il residente veneziano è obbligato, neanche dal regolamento ma dalle modalità operative che ha stabilito la Giunta, di emettere una sorta di invito, cioè quello che chiamano un codice amico, un codice di esenzione per chi vuole esercitare questo diritto, cioè di recarsi in visita. Allora io semplicemente faccio quello che posso, che mi è consentito dal portale web del comune, vale a dire faccio questi codici di esenzione, li metto nei social che abbiamo tutti, Facebook. E chi vuole se li prende? Chi vuole se li prende, perché non c'è nessuna correlazione tra me,
che faccio il codice di esenzione e la persona che si reca in visita. Anche questo è stabilito dal regolamento comunale. Sono due cose completamente distinte. Quanti ne ha generati di questi voucher? Allora, quest'anno sono arrivato a 1180 codici di esenzione, ma ognuno di questi vale per 10 e ognuno di questi vale per tutti i giorni dell'esenzione. Quindi siamo a una cosa come 550.000 voucher generabili. Dopodiché ovviamente non è che sia tutti stati utilizzati. Io posso controllare un po' a campione e posso dire che almeno 300 di questi codici di esenzione, questo lo può controllare chiunque, si prende il codice, si va sul sito del comune, se è stato completamente consumato, cioè utilizzato da 10 persone, il sito risponde che il codice ha raggiunto il massimo di numero di validità e siamo a almeno 150.000 voucher effettivamente utilizzati. Quindi teoricamente quanta gente? 150.000 persone? Teoricamente 150.000 persone invitate da me, diciamo così. Ecco, tutti a casa mia. Naturalmente al comune non l'hanno presa benissimo questa cosa. Tra l'altro ricordiamo che in questi primi due settimane di contributo ad accesso, che è sempre stato detto dal comune non è un provvedimento per far cassa ma per regolare i flussi turistici a Venezia, è già entrato 1,5 milioni di euro. Qualcuno potrebbe fare qualche calcolo di quanto non ha fatto entrare nelle case, o comunque diciamo che da parte del comune lei non teme che ci siano anche delle azioni legali nei suoi confronti? No, timore assolutamente no, perché quello che faccio è una cosa assolutamente legittima che deriva esclusivamente da quanto è sancito dal regolamento comunale. È vero che l'anno scorso il comune ha dato mandato a un avvocato per una denuncia penale per reato di truffa contro ignoti, ma non è sicuramente il caso mio. E non è arrivato niente? No, assolutamente. I codici sono generabili da qualunque residente veneziano. Ecco, l'unica differenza è che io ci metto la faccia, ma per la verità nessuno sa quanti di questi codici vengono generati, da chi, a chi vengono dati, eccetera. Bene, noi naturalmente è un argomento che non esauriamo oggi, se ne continuerà a parlare parecchio. Noi intanto ringraziamo Marco Rosa Salve e restituiamo la linea allo studio. Grazie Filippo, grazie anche al tuo ospite. Come già accennavi, se ne continuerà a parlare, perché chissà quanti altri codici verranno utilizzati dalle persone che saranno in visita nelle prossime settimane, nei prossimi mesi nel centro lagunare. Noi ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in diretta con la nostra prima edizione. Dopo la pubblicità siamo in collegamento in diretta con il nostro Lucio Zanato da Vittorio Veneto, perché sta destando molta curiosità ma anche preoccupazione la vicenda delle suore in fuga dal monastero di San Giacomo di Veglia proprio a Vittorio Veneto. Dopo il commissariamento della madre badessa e l'uscita dalla clausura di 3 suore, una novizia, non c'è stata nessuna motivazione ufficiale da parte del Dicastero romano, ma per motivi per molti la vicenda sarebbe legata all'iniziativa di produrre prosecco dentro le sacre mura. È un monastero che risulta questa mattina, Lucio, spaccato, perché risulterebbe un'altra suora in fuga, giusto? Buongiorno. Sì, buongiorno. In effetti la novità è quella dell'uscita di Suor Maria Paola del Zotto, tra l'altro una vocazione un po' adulta. Lei era un'ex direttrice delle poste di Santa Lucia di Piave. Uscita che fa pensare non solo la curia, non solo l'ordine, ma anche tutti i cittadini, perché è stata un'uscita fatta in diretta televisiva, concordata probabilmente con un canale nazionale per avere il massimo della visibilità, ma comunque quello è quello che è successo ieri sera intorno alle 19 qui all'esterno del monastero. Quindi le considerazioni come devono essere fatte: intanto dobbiamo modificare anche il numero effettivo delle fuoriuscite, perché è vero che sono 3 religiose, una novizia, la badessa
Badessa e adesso un'altra suora che aveva proprio professato i voti, ma c'è un'altra donna, un'altra ragazza che invece diciamo così era ancora in fase laica e quindi non conteggiata di fatto dall'ordine. Quindi in realtà le persone uscite da questo monastero sono giunte a 7, anche se diciamo così Suor Aline, che mi pare di capire abbia già deciso quali sono le linee di comunicazione con determinati media, continua a dire che possono essere oltre 10 le suore o comunque il personale all'interno pronto ad uscire da questo monastero. Tutto questo per che cosa? Probabilmente di mezzo c'è una storia che è quella legata alla produzione del prosecco all'interno di queste sacre mura. E allora proprio per questo rivediamo insieme il servizio di ieri, dove si faceva un po' il punto della situazione, il primo dei due che avevo realizzato. Sentiamolo e poi lo commento. I periti giornalisti si rivolgano a Don Martino Zagonè, che è in pratica il sacerdote che attualmente sostituisce il vescovo. Questa è la risposta quando suoniamo al convento di San Giacomo di Veglia. Una sorta di consegna del silenzio, considerando che la curia vescovile non ha di fatto giurisdizione sul millenario convento di clausura, commissariato dal Dicastero degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica presso il Vaticano. Al centro l'attività degli ultimi anni della madre badessa Aline Pereira Gammarchi, contestata da alcune consorelle. Di ufficiale al momento c'è solo un comunicato dell'ordine che conferma di aver sollevato dalla direzione del monastero madre Aline per aver preso delle misure ai danni di 4 consorelle senza rispettare il diritto della Chiesa e dell'ordine. Una vicenda che ha un primo atto formale nel gennaio del 2023 e per molti legato all'apertura del monastero con la produzione di prosecco inaugurata solo un mese prima, il 9 dicembre del 2022, e ancora oggi ricordata così all'interno delle sacre mura. No, ma lei non mi ha visto, perché io ero qua dietro nascosta. Ah, no, perché mi ricordo che poi qui avevamo fatto una cosa... Ah sì, avete fatto la degustazione? Sì, io sentivo, ma voi non mi vedevate. Un'iniziativa che allora la badessa spiegava così. Economicamente il monastero viene sostenuto dal nostro lavoro, per cui tutto quanto entrerà servirà innanzitutto per pagare le bollette che sono altissime, ma anche per tutto il resto del monastero. Una rivoluzione per questo luogo di silenzio e preghiera, finora di fatto inviolato dalla laicità circostante. Una rivoluzione pare non condivisa da 4 consorelle più ortodosse, ma anche dal Vaticano, che dopo il primo commissariamento del 23 poi ritirato, il giorno dopo la Pasqua di quest'anno ha deciso di sollevare definitivamente Madre Aline, che per questo ha concordato un periodo di allontanamento dal monastero. Ma l'atto più clamoroso si è consumato il 29 aprile, quando 3 suore e una novizia hanno lasciato furtivamente, secondo il comunicato dell'ordine, la struttura, unendosi all'ex badessa in una località segreta. Ora all'interno del monastero sono rimaste 20 suore, mentre l'ordine attende che Madre Aline ricorra contro il decreto rivolgendosi al Dicastero e non con una denuncia civile, conclude il comunicato dell'ordine religioso, dove tra l'altro non si capisce contro chi e su quali fondamenti, dal momento che tutto si è svolto rispettando il diritto ecclesiastico e che è il solo abilitato a regolare la vita monastica. Ecco appunto, questo è l'altro fatto, perché sempre utilizzando alcuni canali privilegiati, Madre Aline Pereira, l'ex badessa, dice minaccia querele a raffica, non si capisce bene verso chi e per che cosa, e poi anche se queste abbiano ragione d'essere, tenendo conto che appunto lì all'interno non vige il diritto diciamo così italiano, comunque il diritto laico, ma vigono le regole del diritto canonico, quindi le regole della Chiesa, linea per la quale appunto eventualmente per ogni ricorso Aline Pereira doveva rivolgersi, ma evidentemente qui la situazione sta tecnicamente montando, proprio perché all'interno probabilmente c'è sicuramente una parte che punta a tornare a quella che è la vita monastica e a quella di clausura, cosa che invece evidentemente una coltivazione come quella del prosecco e annessi profitti si assortiva.
e quindi adesso il secondo servizio è quello che abbiamo realizzato proprio cercando di capire le cause di questo terremoto, di questa scissione all'interno del monastero. Ascoltiamolo e poi il secondo commento. Eccolo il prosecco della discordia, quello che, secondo più di qualche laico che ha frequentato le parti concesse del monastero di San Giacomo di Veglia, sarebbe la causa della clamorosa scissione tra le monache. Lei che le ha conosciute bene, ma questa idea di apertura con la produzione del prosecco, l'apertura di questo monastero di clausura, forse qualcuno non l'avrà vista molto bene. Secondo me questo è uno dei motivi, anch'io mi sono sorpreso perché veramente una volta non entrava nessuno, io sono entrato qualche volta appunto per dare un aiuto, per cercare, per dare un po' di collaborazione sotto questo aspetto qua. Però quando ho visto questa evoluzione dico, ma sta cambiando il mondo. Mario Braido è stato per decenni uno dei fiduciari delle religiose, imparando a conoscerne in parte le dinamiche interne. E quell'idea di far entrare la quotidianità al di là degli spazi concessi nei secoli sarebbe stata subito osteggiata dalle suore più anziane che avrebbero portato le loro istanze in Vaticano fin quasi al Soglio di Pietro. Dentro quelle mura, con la nomina di Madre Aline, abbadessa del monastero, si sarebbero contrapposte due visioni. Da una parte quella moderna, più aperta, che non disdegnava anche obiettivi economici, vedendo nel prosecco un modo per pagare bollette ma anche oltre 20.000 euro di restauro della chiesa interna. Dall'altra invece la conservazione della clausura e dell'allontanamento dalla vita quotidiana per dedicarsi completamente alla riflessione e alla preghiera. In mezzo anche una caduta verticale della presenza di fedeli alle funzioni rispetto a Suor Maria Rosaria, la badessa che resse il monastero fino al 2021, anno della sua scomparsa, e che nel 1985 accolse un Papa Wojtyła impressionato da quanto raccontavano di lei e della sua fede i porporati in Vaticano. A quel tempo sicuramente c'era veramente un grosso movimento e ripeto perché loro concedevano tanto aiuto a chi aveva veramente bisogno e di conseguenza loro curavano anche sotto questo aspetto. Adesso ultimamente io purtroppo sono da diversi anni che il mio lavoro era a San Vendemiano e sono mancato e mi sembrava fosse stata una piccola flessione, ma purtroppo il sistema di vita è anche questo. Segno dei tempi o visioni differenti su monachesimo e clausura. Fatto sta che cittadini e fedeli sono i primi a risentire di questa spaccatura. Ho solo dispiacere e preghiamo che tutto si risolva. Il monastero di San Giacomo è un monastero che dal mio punto di vista è sempre stato integrato in quella che è la comunità della città. La città è un po' dispiaciuta per quello che sta accadendo. Naturalmente noi non entriamo nel merito della questione, anche perché è una questione che appartiene all'ordine religioso e quindi in piena autonomia rispetto alla città stessa. Ecco quindi dunque la voce della città attorno a questo monastero. Ricordiamo appunto ieri sera in diretta televisiva nazionale Suor Maria Paola del Zotto è uscita, quindi è diventata sostanzialmente la sesta religiosa, la settima persona ad essere uscita da questo monastero, ricordiamo, di clausura. Naturalmente l'unico commento che ha fatto, mi pare di capire, è stato quello che all'interno le condizioni erano da medioevo. C'è anche da dire che se uno o una persona decide di abbracciare la vita monastica sa a che cosa va incontro. Detto questo, noi attendiamo un prossimo comunicato stampa che probabilmente uscirà proprio dall'ordine, quindi direttamente dal Vaticano, che cercherà di fare luce sulle presenze e poi naturalmente sulle evoluzioni, e per il momento ti restituisco la linea. Grazie Lucio, grazie per questi aggiornamenti. Abbiamo ripercorso quanto sta accadendo a Vittorio Veneto. Lucio ha parlato di Vaticano e proprio del Papa. Noi parliamo perché sono stati chiesti in realtà dall'Istituto Nazionale di Ricerca Demopolis che cosa hanno lasciato i 12 anni di pontificato di Papa Francesco nelle persone. Una domanda che ha coinvolto nei rilevamenti anche Venezia e il Veneto. Sentiamo Lorenzo Maier. Mentre l'attenzione del mondo è già proiettata sul conclave sulle porte della Cappella Sistina che si chiuderanno mercoledì, l'Istituto Nazionale di Ricerca Demopolis, diretto da Pietro Vento con Maria Sabrina Titone e Giuseppina Montalbano,
Ha coinvolto anche Venezia e il Veneto, 2 tra le piazze principali interpellate, per capire cosa lasciano i 12 anni di uno straordinario pontificato come quello di Papa Bergoglio, pastore indimenticabile che nelle sue visite a Nord-Est ha incontrato anche Venezia, Verona e Trieste nell'ultimo anno in ordine cronologico. Media Nord-Est può mostrarvi i risultati dell'indagine, commentati così per noi da Pietro Vento al telefono. Con una fiducia molto alta del 75%, Papa Francesco è stato negli ultimi 12 anni un riferimento fondamentale per l'opinione pubblica, che cresce all'83% tra i cattolici, ma raggiunge anche il 60% tra i non credenti o tra chi professa altre religioni. 2 su 3 sottolinea la costante attenzione del Papa per gli ultimi, per i più deboli. Quasi 6 su 10 ricordano di essere stati subito conquistati dalla spontaneità delle parole, dei gesti di Papa Francesco. La grande maggioranza dell'opinione pubblica ha apprezzato il percorso avviato da Bergoglio e il 53% degli italiani, la maggioranza assoluta, è convinto che le aperture della Chiesa volute da Papa Bergoglio siano irreversibili, proseguiranno con il prossimo pontefice. E proprio chi sarà il nuovo pontefice lo si deciderà nel corso del conclave, la cui data d'inizio sarà il prossimo 7 maggio, con i cardinali di tutto il mondo riuniti nella Cappella Sistina a Roma per scegliere appunto il successore di Bergoglio. E abbiamo chiesto ai fedeli in pellegrinaggio a Sant'Antonio a Padova come dovrebbe essere secondo loro il nuovo Papa. Che caratteristiche dovrebbe avere il nuovo Papa? Oddio, una domanda difficilissima, no, nel senso che speriamo che sia intanto un Papa, come lo è stato Francesco, accoglienza verso tutti i poveri, cioè almeno che non ci siano quello che ho sentito in questi giorni, dei papi non tradizionalisti di più. E quindi speriamo che andiamo verso il futuro. Ho un'idea che venga da altri paesi non usuali. That is not from the conventional countries. A me piacerebbe però il vescovo di Milano. Quindi un Papa italiano? Sì, un Papa italiano. L'importante è che sia sempre sulle stesse linee di Papa Francesco. Quindi Paolini, Zuppi, questi. Mi piacerebbe che continuasse quello che ci ha lasciato il Papa Francesco. Grazie. Poi italiano, straniero, non ne importa. Non mi piacerebbe americano. Un cardinale capace di parlare agli altri, ma anche di seguire la dottrina cattolica della Chiesa. Il nome? Il nome è Cardinale Pizzaballa, mi piace tanto, l'ho conosciuto tanti anni fa mentre facevo un viaggio in Terra Santa e mi è piaciuto tantissimo, potrebbe essere quello giusto. Sono d'accordissimo, Pizzaballa è un'ottima chance per tutti, penso, anche perché conosce questi luoghi martoriati, li conosce molto bene, conosce bene quella cultura e secondo me potrebbe essere la svolta del mondo proprio. Maybe the German guy. Forse quello tedesco, ma non ricordo il nome. Sento parlare tanto di un Papa italiano, adesso vedremo. Ma vi piacerebbe un Papa italiano? Basta che sia un Papa sulle orme di Papa Francesco, ecco, poi che sia italiano, che sia di un'altra nazionalità, per noi va bene. Come Francesco. Più come Francesco. Qualcuno che avvicina, diciamo che... qualcuno che avvicini il popolo, le persone comuni. Per lo stesso motivo, per l'umanità che mostrava. Insomma, abbiamo sentito cosa ne pensano i pellegrini al Sant'Antonio, invece si pensa appunto che il favorito sia proprio il cardinale vicentino Pietro Parolin, su cui è intervenuta la stampa con quella che viene definita una fake news, un malore causato da probabilmente la pressione alta. Sarebbe infatti questa, secondo alcune voci, la causa che avrebbe colpito il cardinale Pietro Parolin durante prima di entrare in conclave, però la Santa Sede da Roma smentisce tutto.
Manca sempre meno all'inizio del conclave che dovrà scegliere il nuovo pontefice dopo la morte di Papa Francesco. I 133 cardinali elettori saranno chiusi per la prima votazione nella Cappella Sistina dalle 16:30 di mercoledì 7 maggio. In questi giorni indiscrezioni e pronostici non sono mancati. Tra le voci più insistenti per la salita al soglio pontificio c'è quella che riguarda il prelato vicentino cardinale Pietro Parolin, nato a Schiavon e dal 2013 fino allo scorso 21 aprile segretario di Stato Vaticano. Il presule avrebbe già l'appoggio di una cinquantina di confratelli per diventare papa, ma di voti ne servono 89. Su Parolin e sulla sua salute è stato necessario l'intervento in prima persona del direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha smentito in modo categorico le notizie su un malore avuto dal cardinale. Stando ad un quotidiano romano che ha riportato fonti statunitensi, si sarebbe reso necessario anche l'intervento di personale sanitario in aiuto del cardinale Parolin in occasione di una delle congregazioni generali che stanno precedendo il conclave. Non si è verificato il malore, non è vero, ha replicato Bruni a un giornalista che chiedeva informazioni sul presunto malore legato ad una variazione di pressione. Parolin sta bene e parteciperà alle votazioni insieme a tutti i confratelli che non hanno ancora compiuto 80 anni. Da mercoledì in poi uno di loro sostituirà i paramenti rossi con quelli bianchi, lo stesso colore del fumo che precederà l'annuncio dell'elezione. Insomma, staremo a vedere dopo la fumata bianca chi uscirà proprio dalla Basilica di San Pietro a salutare i fedeli in veste bianca. Noi lasciamo la cronaca ecclesiastica per tornare a quella cittadina, ci spostiamo nel Vicentino, nell'Alto Vicentino precisamente, per un servizio di controlli straordinari dei carabinieri. Vediamo quanto è emerso. Esercizi pubblici dell'Alto Vicentino controllati tra Piovene Rocchette, Sant'Orso e Cogollo nell'ambito di un dispositivo straordinario messo in campo dalla Compagnia dei Carabinieri di Schio, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Padova e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza. Scattata la denuncia in stato di libertà al legale rappresentante di una delle attività controllate per il mancato aggiornamento del documento di valutazione del rischio e la mancata nomina del medico competente, oltre ad un'ammenda di oltre 11.000 euro. In altri 2 esercizi pubblici sono stati sanzionati in via amministrativa i rispettivi legali rappresentanti per complessivi 6.000 euro, poiché in entrambe le attività è stata accertata la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita di prodotti non preimballati. Siamo nel Padovano, hanno tentato di dare fuoco a cestini, vandali entrati in azione tra giovedì e venerdì notte a San Giorgio in Bosco. Il sindaco li abbiamo visti scappare, alcuni si sono fermati a pulire. Un bagno chimico buttato a terra, la carta igienica sparsa lungo la pista ciclabile, il tentativo non riuscito di dare fuoco a un cestino dei rifiuti. Notte di vandalismi per un gruppetto di giovanissimi che hanno pensato di sfogarsi tra giovedì e venerdì nell'area dove è in corso la festa di San Giorgio a San Giorgio in Bosco. I primi a notare qualcosa di sospetto sono stati i volontari della festa che hanno visto 3 ragazzi allontanarsi dalla pista ciclabile e hanno poi incrociato un altro gruppo di giovanissimi. Capito di essere stati scoperti, il gruppetto ha subito dato una mano a sistemare quanto era stato danneggiato. Non si tratta probabilmente degli autori dei vandalismi. Sulla loro identificazione è al lavoro la polizia locale con il sindaco Nicola Pettenuzzo. Hanno imbrattato poi con vernice verde un capitello intitolato alla Madonna della Salute a San Martino di Lupari, ancora nel Padovano, e ora caccia al vandalo. Le scritte verdi si vedono a metri di distanza. Ha destato molto sdegno a Monastiero, una frazione di San Martino di Lupari, il vandalismo che ha subito il capitello dedicato alla Madonna della Salute in via Sant'Andrea. Un gesto ignobile, vogliamo dirlo a voce alta, che va a colpire un edificio di culto, culturale, ma che non ha deturpato solo un edificio, ma è stata una profonda offesa nei confronti di tutta la comunità di San Martino di Lupari, una comunità civile, rispettosa, per cui una ferita che vogliamo non resti impunita. L'atto vandalico è stato scoperto nel pomeriggio di mercoledì 30 aprile e subito sono scattate le indagini dei carabinieri. E noi abbiamo subito avvisato i carabinieri nel pomeriggio del 30 di aprile. Loro sono
intervenuti immediatamente e noi siamo a disposizione dei carabinieri che stanno facendo gli accertamenti e le indagini e mi auguro che veramente vengano presto identificati, insomma, perché a San Martino di Lupari l'amministrazione punta veramente a non solo condannare, insomma, ma a che vengano identificati, che abbiano delle punizioni esemplari. Un capitello eretto nel 1886 che esprime la devozione mariana della comunità. L'obiettivo ora è rintracciare i colpevoli. Da una prima ricostruzione, la scritta apparsa sui due lati di questo capitello vorrebbe dire: il tuo tempo sta per scadere. È una lingua straniera, sembrerebbe una lingua di etnia rumena, però insomma questo io non sono un esperto, non posso dirlo. Sì, una doppia ferita. Primo, per il fatto che ha danneggiato un luogo di culto, un edificio pubblico, insomma un bene della comunità, e l'altro anche per un messaggio cui si fa anche fatica a comprendere il significato, però in questo momento siamo più che altro concentrati a trovare questo o questi trasgressori. Vandali nel Padovano, bulli nel Trevigiano. Siamo a Preganziol, dove alcuni ragazzini sembrerebbe hanno lanciato dei gavettoni contro una coppia intenta a lavorare in giardino poco dopo il loro trasferimento nella nuova casa proprio a Preganziol. Il fatto è accaduto mentre loro si filmavano con i telefoni e non è piaciuta proprio in città la bravata, l'ennesima. La sindaca invita chi è stato colpito a denunciare. La casa nuova al giardino da sistemare dopo il trasloco, la prima domenica di vero sole che permette di stare all'aperto tutto il pomeriggio. Erano circa le 18 quando una coppia intenta a lavorare è stata colpita da dei palloncini pieni d'acqua lanciati da alcuni ragazzini mentre si filmavano con i loro telefoni, probabilmente per condividere la loro bravata sui social, e subito poi scappati a gambe levate. Il fatto denunciato in forma anonima tramite i social e si affolla di commenti più o meno educati il post in questione, tra chi se la prende con i giovani e chi invita all'intransigenza contro la maleducazione. Non risulta invece nessuna segnalazione formale alla polizia locale o ai carabinieri. Difficile pertanto rintracciare i bulli che si sono presi gioco della famiglia, a cui certo la sorpresa non è piaciuta. Tutto si è svolto in pochi secondi, motivo per cui non si è riusciti a scorgere la fisionomia dei ragazzi. Abbiamo appreso di questo episodio dai social. L'appello però che mi sento di fare appunto alle persone che hanno segnalato questo episodio è quello appunto di rivolgersi alla polizia locale per poter meglio circostanziare appunto l'episodio e per poter andare da un lato ad individuare i responsabili di questi gesti, ma soprattutto per contattare le famiglie per essere di supporto e per prevenire episodi di questo tipo. Non sono stati identificati i giovani protagonisti della spiacevole bravata, ma la sindaca conta si possa risalire alla loro identità anche grazie all'aiuto delle famiglie. Si tratta di un episodio non nuovo a Preganziol, paese già preso di mira da ragazzini che scagliano uova e melograni sulle case e che in un caso avevano anche lanciato un petardo all'interno di un'abitazione. È una responsabilità condivisa anche e soprattutto da parte degli adulti, e quindi qui mi riferisco ai genitori, capire cosa combinano i ragazzi quando appunto escono per strada e soprattutto aiutarli nel capire che a fronte di un episodio spiacevole come questo una cosa importante e molto intelligente sarebbe quella di presentarsi e di chiedere scusa. Arginare fenomeni di questo tipo, ma anche controllare il paese, rafforzata la presenza di pattuglie. Dal mese di aprile appunto in maniera strutturale, anche con delle uscite serali che appunto vanno a rinforzare il pacchetto orario di presenza e di pattugliamento del territorio. Così a Preganziol, mentre a Farra di Soligo ieri mattina all'alba intorno alle 6 è avvenuta una violenta aggressione dove un uomo di origini albanesi, un operatore di Savno, è stato aggredito nelle vicinanze di un bar in via Ruistort. Sullo sfondo ci sarebbero dei motivi familiari, una sorta di regolamento dei conti. Il soggetto avrebbe tentato di nascondersi dentro il locale, ma sarebbe stato colpito con calci e pugni da due connazionali. A un certo punto sarebbe spuntato anche un bastone e si sono vissuti quindi attimi concitati e caotici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto. Il personale medico del SUEM 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Conegliano con ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Ed è notizia proprio di questi minuti che questa mattina i carabinieri del comando della stazione di Pieve di Soligo, al termine
delle indagini scaturite proprio a seguito di questa aggressione hanno denunciato a piede libero 3 cittadini albanesi, tutti residenti in provincia di Treviso, rispettivamente di 42, 38 e 35 anni. 3 alle 6 appunto di ieri, proprio come dicevamo in via Ruiz Tort, aggredivano infatti un 49enne di origine albanese ma cittadino italiano, cagionandogli contusioni varie e dileguandosi subito dopo. Le indagini sono state caratterizzate dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza, lettori targhe ed escussione dei testimoni presenti, che hanno permesso di identificare i presunti autori dell'evento. Allo stato non si conoscono ancora le ragioni del gesto, ma appunto ci sarebbero sullo sfondo motivi di regolamenti di conti probabilmente a sfondo familiare. Ritorniamo a Padova invece e parliamo di immigrazione clandestina. Sono 9 gli stranieri espulsi dall'Italia dalla polizia padovana negli ultimi 10 giorni. 3 stranieri hanno 18, 19 e 22 anni, ma sono ben noti alle forze di polizia, gli altri tra i 30 e i 50. Sono 9 gli stranieri, 4 tunisini, 2 marocchini, 2 algerini e un cinese, espulsi dal territorio italiano su ordine del questore di Padova Marco Odorisio. In particolare un 19enne tunisino è stato riconosciuto autore di un grave fatto di sangue, l'accoltellamento di 3 cittadini albanesi avvenuto lo scorso febbraio. Per gli altri si va da reati legati agli stupefacenti, ai furti e ai maltrattamenti in famiglia. Aveva cercato di capire invece come rinnovare il permesso di soggiorno un cittadino cinese di 46 anni, ma il suo documento era scaduto dal 2017. E siamo alla pubblicità, qualche minuto tra poco. Siamo tornati in diretta con la prima edizione, insieme fino alle 13:30 ancora con le notizie da tutto il territorio, da tutta la regione. Ci spostiamo ora nel veneziano perché sembra farsi sempre più spazio l'ipotesi che l'incendio al VD Pub di Asseggiano sia stato di origine dolosa. Il titolare infatti ne sarebbe convinto. Sentiamo. 3 ragazzi avrebbero bruciato il polline prodotto dal pioppo secolare che si trova dietro il VD Pub di Asseggiano, provocando l'incendio che l'ha devastato. Lo ipotizza uno dei 2 titolari che, aggiunge, li stanno cercando. Plateatico, arredi, tenda, gli elettrodomestici, caldaia compresa, sono andati distrutti per oltre 50.000 euro di danni. I titolari però si sono rimboccati subito le maniche, come racconta il presidente della municipalità. È un dramma. Senza ombra di dubbio un dramma, sei in un momento in cui tutto quello che ti sta accadendo ti viene addosso e fai fatica a dare una ragione di quello che è accaduto. Loro sono persone dedite al lavoro, sempre presenti e si stanno dando da fare in maniera encomiabile e lo stanno facendo velocissimamente. La cosa che io mi auspico è che nel brevissimo il locale si riapra. Non sarebbe la prima volta che accade un episodio simile nel locale, ma qualche anno fa i danni subiti furono decisamente meno importanti. Gli staremo vicini, ecco, senza ombra di dubbio. Ho voluto, non solo io, ma poi ho visto tantissimi messaggi dai nostri cittadini della vicinanza a questo locale, che è un locale storico. Siamo ancora a Venezia perché hanno partecipato in centinaia al Lido di Venezia per la tradizionale biciclettata dedicata quest'anno alla pace, all'ambiente e al lavoro, ma non è mancato anche un forte e accorato appello al connazionale che si trova arrestato in carcere in Venezuela dal 15 novembre scorso. Sentiamo. Una comunità in bicicletta ha festeggiato il 1° maggio attraversando il Lido di Venezia da nord a sud con partenza dal Tempio Votivo in Riviera Santa Maria Elisabetta e arrivo agli Alberoni per riflettere e dare a tutti un messaggio dedicato alla pace, al lavoro e al rispetto dell'ambiente. A Sant'Ignazio poi il commovente appello degli amici per la liberazione di Alberto Trentini. Il nostro cooperante italiano è stato fermato dalle autorità del Venezuela lo scorso 15 novembre. Mentre si trovava in missione con l'ONG Humanity and Inclusion per portare aiuto umanitario alle persone con disabilità. Abbiamo invece dato voce a 2 lavoratrici migranti per dare un significato particolare a questa forma di lavoro e inoltre c'è stata una commovente
un commovente appello per Alberto Trentini da parte degli amici. Erano presenti, altrettanto commossi, i genitori di Alberto. Alcune centinaia le persone presenti in bicicletta e tanti i temi dedicati. Ogni anno la nostra associazione organizza corsi di italiano per stranieri, perché apprendere una lingua non solo è la conoscenza della cultura, della nostra tradizione, ma è anche una chiave per poter accedere a un mondo di amicizie e di professionalità. Tappa finale agli Alberoni in una splendida giornata di sole. Salutando i numerosi partecipanti, e ringrazio anche e soprattutto le scuole del Lido per aver coinvolto tanti ragazzi. Siamo nel Bassanese, il consorzio di bonifica del Brenta è stato commissariato, si tornerà al voto in autunno. Alla fumata nera del 30 aprile, giorno dell'ultima assemblea per eleggere presidente e vicepresidente, non ne seguiranno altre. Il consorzio di bonifica Brenta è stato commissariato dalla Regione Veneto, che già nelle scorse settimane aveva concesso delle proroghe nella speranza che le parti in gioco trovassero un accordo. Così non è stato e Palazzo Balbi ha preso l'unica decisione possibile, ovvero lo scioglimento di tutti gli organi consortili in carica, ad eccezione del revisore dei conti, e la nomina del commissario straordinario nella persona del dottor Luigi De Lucchi. Il commissario, si legge nella nota della Regione, è ora incaricato di porre in atto tutte le azioni necessarie a garantire il regolare funzionamento del consorzio e di provvedere alla ricostituzione degli organi consortili attraverso l'indizione di nuove elezioni. De Lucchi ha ricoperto per anni il ruolo di direttore dell'unità organizzativa bonifica e irrigazione della Regione del Veneto. Entro 5 giorni dall'accettazione dell'incarico, il commissario dovrà presentare alla Giunta regionale un progetto che viene definito di disciplina elettorale. L'obiettivo è convocare le elezioni in tempi celeri, verosimilmente in autunno, per avere al più presto una nuova assemblea, la nomina del consiglio di amministrazione, del presidente e del vicepresidente, ovvero il completo insediamento dei nuovi organi consortili che in 4 mesi e mezzo sono rimasti congelati. Siamo alla politica, parliamo di autonomia e regionali. Continua il clamore all'interno della Lega dopo le parole pronunciate a Ring da Roberto Marcato, a cui replica lo stesso Luca Zaia, presidente della Regione, che ieri è tornato anche sui rapporti tra gli alleati. Non è lesa maestà che la Lega chieda la presidenza del Veneto, ha detto il governatore. Penso che sia nella norma che ci siano, queste attività di assestamento, dopodiché penso che non sia una lesa maestà da parte della Lega chiedere il candidato presidente, e tutto questo poi verrà discusso, immagino, dal segretario nazionale, dal segretario regionale, quindi da Salvini e da Stefani. Luca Zaia fa scivolare sul velluto quello che di fatto è un fendente politico, ancora una volta tutto interno al centrodestra, e questo nelle more della decisione del Consiglio di Stato sulla data delle prossime elezioni regionali, pronuncia a questo punto dirimente. La legge regionale ci invita a fare la convocazione delle elezioni nella fase primaverile, finestra primaverile, e la legge nazionale ci dice di farle entro 60 giorni dalla fine della legislatura, e quindi sarebbe in autunno. Proprio per evitare ricorsi in una direzione o nell'altra è bene avere chiarezza su questo tema. Forma e sostanza si alternano, quasi si fondono, in un dibattito che sembra senza fine e che vede scintille anche all'interno degli stessi partiti. Fanno ancora discutere parecchio le parole pronunciate a Ring dal leghista Roberto Marcato, tranchant come non mai sulla riforma Calderoli. Verifico che non c'è nessuna autonomia. Le sono a causa delle modifiche volute? Ma io non so, ripeto, non ho la capacità politica e l'altezza che hanno gli addetti ai lavori. Io questa non è autonomia, non sto parlando della sanità, quella di quella non c'è nessuna autonomia. Non c'è nessuna autonomia. Che autonomia c'è? Bulldog Marcato, che sempre via Ring aveva tradito un certo fastidio sulla narrazione di un super Zaia, alimentando retroscena e articoli di stampa. Si dice sempre Zaia ha fatto, Zaia ha fatto, ma senza questa squadra Zaia avrebbe fatto molto ma molto meno. Ma come avremmo fatto noi senza di lui? Una sottolineatura che evidentemente ha fatto rumore, pure il diretto interessato, di solito restio alle polemiche, le commenta. Ma che è la verità. Basterebbe che voi andaste a vedere tutte le mie dichiarazioni, soprattutto quelle quando
escono i sondaggi sul gradimento dei presidenti, dove io sono primo da 15 anni, ed ogni volta che dichiaro dico questo è il frutto del lavoro di una squadra, non di una persona sola. Quindi penso che sia novietà e che non ci sia nessuna novità sotto il sole. Capitolo chiuso o no, Marcato già aveva messo le mani avanti rivendicando il suo ruolo di voce libera del Carroccio. Approfitto della sua ospitalità per dire alla dirigenza del mio partito: mettetevela via. Io, come ho sempre fatto, continuerò a dire e a fare tutto quello che reputerò giusto dire e fare. Punto. Ma se la devono mettere via. Siamo al crack di Veneto Banca, ridotta di 6 mesi in Cassazione la pena a Vincenzo Consoli, prescritto il reato di ostacolo alla vigilanza nei confronti della Banca d'Italia. Per i risparmiatori si apre però un nuovo capitolo con il processo per bancarotta a giugno. I legali sono pronti a chiedere i danni morali. Siamo all'epilogo del primo dei vari capitoli di questa triste e annosa vicenda che ci ha sempre interessato. Primo epilogo in Cassazione che si è chiuso con una condanna adesso diventata definitiva, 2 anni e 6 mesi per Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato prima e poi direttore generale di Veneto Banca, 6 mesi in meno rispetto alla sentenza di secondo grado, perché alla fine è rimasto in piedi solo il reato di ostacolo alla vigilanza nei confronti della Consob e non della Banca d'Italia, confermati sia l'annullamento della confisca disposta in primo grado di oltre 221 milioni di patrimonio personale, sia l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Una pronuncia definitiva che certo non spegne quella che lo stesso Stefano Trubian, avvocato di tanti risparmiatori, definisce sete di giustizia, che potrebbe trovare invece parziale soddisfazione nel terzo troncone processuale, quello per la bancarotta, che inizierà con l'udienza preliminare fissata in tribunale a Treviso a metà giugno e che vede altri indagati oltre a Consoli. Le costituzioni, sembra assodato, non potranno riguardare i danni economici diretti, per quello c'è un altro procedimento aperto, nello specifico contro la società di revisione dei conti a Roma. Non tutto però è perduto. Ma ci sono dei danni diversi, penso al danno morale, ma non solo, che sono patrimonio del singolo soggetto che si ritiene danneggiato e che a nostro avviso possono essere fatti valere in quella sede. Quindi chiederete i danni morali, questo ce lo può... chiederemo di essere ammessi parte civile per i danni diversi sicuramente. Insomma, quella bancarotta con la procura trevigiana che contesta un buco monster da oltre 300 milioni di euro avrebbe provocato un nocumento che va ben oltre il dato finanziario. Sono previste centinaia di costituzioni, gli uffici legali sono al lavoro. Credo sia un dovere sociale a fronte di questa piaga che ha interessato il nostro territorio arrivare ad una verità processuale che sia quanto più possibile sovrapponibile a quella reale dei fatti che tutti noi abbiamo, ahimè, tristemente osservato. Con noi in diretta ancora il nostro Cristian Arboit, che si è spostato, lo vedo, in compagnia di Alberto Villanova, capogruppo della Lega, Liga Consiglio regionale del Veneto, perché sta facendo discutere ed è destinato a far ancora più clamore il fatto che dei bambini dell'asilo siano andati in visita alla moschea. Cristian, buongiorno. Buongiorno Edi, di nuovo anche da parte di Francesco Ceron che sta sempre curando la parte tecnica. Ci siamo spostati a Pieve di Soligo per raggiungere Alberto Villanova, che conoscete tutti, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Veneto e protagonista di una forte polemica, della polemica forse di giornata, quella relativa alla visita, alla gita di un gruppo di bambini della scuola dell'infanzia Santa Maria delle Vittorie di Ponte della Priula al centro islamico, alla moschea Emanet di Susegana. La visita risale a mercoledì scorso. La foto dei bambini che forse siamo in grado di mostrarvi è stata postata dalla scuola stessa sui social. Insomma, quella che doveva essere una gita di istruzione in un centro islamico diventa motivo di forte polemica. Alberto Villanova, perché lei parla di un'immagine agghiacciante riferendosi a questa foto? Perché l'integrazione e il confronto tra le religioni non si fa facendo inginocchiare dei bambini dell'asilo verso la Mecca e facendoli pregare davanti a un imam.
Questo penso sia qualcosa che fa gelare veramente il sangue a tutti noi e sinceramente l'ho trovata un atto di sottomissione culturale mascherato da buonismo che sinceramente non porta da nessuna parte. Un conto sarebbe stato dire portiamo i bambini a visitare questa moschea, visitare dal punto di vista di quello che si fa dentro, un altro è fare inginocchiare i bambini dell'asilo, bambini inconsapevoli di 4-5 anni, farli inginocchiare verso la Mecca. Ecco, penso che questo sia veramente qualcosa di inaccettabile. Ecco, la scuola dice che l'iniziativa rientra nella progettualità annuale portata avanti che ha come obiettivo la conoscenza della varietà culturale e religiosa presente nel nostro territorio. Quindi insomma ci sono delle motivazioni, non la convincono. Non mi convincono perché non credo che ai bambini musulmani, i bambini musulmani vengano portati in chiesa, vengano fatti inginocchiare e gli venga fatto recitare il Padre Nostro davanti al crocifisso, perché non sarebbe corretto e non sarebbe giusto. Come io ritengo non sia corretto appunto quello che è stato fatto con dei bambini che sono così piccoli da non poter capire quello che stanno facendo. Credo sia stato veramente un errore e penso che alla fine sia sempre questo politicamente corretto che va a calpestare anche le nostre identità, le nostre radici e anche quello che deve essere la crescita e l'educazione dei nostri bambini, che di sicuro non si fa in questo modo. Il rispetto per le altre religioni è sacro ed deve essere portato avanti, ma di sicuro non è questo il modo per farlo. Quindi lei dice abbiamo assistito, quella foto è un atto di sottomissione. Sì, prendere dei bambini di un'età così piccola, che sono in un'età dove sono ancora inconsapevoli e ripeto, farli inginocchiare verso la Mecca davanti a un imam secondo me è una forzatura che non porta da nessuna parte, che non aiuta a far comprendere ai bambini cosa vuol dire il rispetto tra le religioni, ma vuol dire farli inginocchiare di fronte a un'altra religione e penso che in un periodo storico come questo sia l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Dicono che hanno pregato per la pace tutti insieme, nemmeno questo la convince. Non serve inginocchiarsi davanti a un imam per pregare per la pace, si può fare una preghiera della propria religione, rispettando quello che è il credo di tutti questi bambini e non facendogli fare dei gesti che non appartengono alla nostra religione e alla nostra cultura. Questa è una forzatura inaccettabile e come dicevo prima, come noi rispettiamo i bambini che hanno altre religioni, vanno rispettati anche i nostri bambini. Penso che quella decisione delle maestre di sottoporli a questo tipo di pratica non sia stata corretta. Io voglio pensare che anche i genitori non fossero informati di quello che sarebbe successo. Un conto è una visita, un conto è una preghiera fatta in quel modo. La foto che è stata pubblicata da oggi dai giornali con i bambini inginocchiati all'interno di una moschea penso sia qualcosa veramente di agghiacciante. Grazie Alberto Villanova, chiaramente nelle prossime ore assisteremo anche ad altre prese di posizione perché come potete immaginare, come potete capire, il clamore attorno a questa immagine sta aumentando di ora in ora. È tutto per il momento, Edi, ti restituisco la linea con Francesco Ceronna. Grazie Cristian, grazie anche al tuo ospite, insomma vedremo cosa succederà, quali saranno i commenti nelle prossime ore. Noi cambiamo argomento, parliamo di lavoro, lo studio, l'analisi della CGA di Mestre, entro 10 anni in Veneto ci saranno circa 240.000 persone in meno in età lavorativa, un declino demografico che non lascia scampo e se si aggiungono dazi, guerre e transizione ecologica digitale servirà un nuovo Next Generation. Se alla recessione demografica aggiungiamo l'instabilità geopolitica, i dazi, la transizione energetica e quella digitale, nei prossimi anni anche le imprese venete sono destinate a subire dei contraccolpi spaventosi. È evidente che tutto questo avrà delle conseguenze negative anche sulla crescita economica. Ecco perché è necessario che a livello europeo si cominci a discutere di un nuovo piano di aiuti e di ripresa, un nuovo Next Generation, questa volta però dedicato rigorosamente al mondo del lavoro. Siamo a Vicenza nuovamente per un abbandono di rifiuti speciali. La polizia locale individua il presunto responsabile e scatta la segnalazione dunque all'autorità giudiziaria. È stato individuato il presunto responsabile dell'abbandono di un cumulo di rifiuti speciali di natura edile in un terreno privato nella zona di Bertesina. A segnalare l'abbandono i cittadini che hanno allertato la polizia locale e da qui è partito il lavoro di indagine che ha permesso di ricostruire quanto accaduto.
Testimonianze dei residenti, visione di alcuni video e di alcuni documenti ritrovati hanno consentito agli agenti di scoprire che il materiale abbandonato, tra cui piastrelle, caschetti da lavoro e cavi, era stato prodotto da un cantiere edile. È una segnalazione di alcuni cittadini, un gruppo di cittadini che ci hanno contattato in formato ufficiale e anche inufficiale via WhatsApp. I vigili, la polizia locale ha fatto un lavoro di indagine, proprio bisogna parlare di questo, molto precisa e accurata, per cui è stato intercettato un'impresa edile che aveva abbandonato in modo fraudolento questi rifiuti. E ancora a Schio l'amministrazione comunale stigmatizza l'abbandono di rifiuti in un parco storico cittadino. La polizia locale anche in questo caso ha individuato i responsabili, sono 3 giovanissimi. Erano già conosciuti dalle forze dell'ordine di Schio i 3 minorenni che nei giorni scorsi hanno vandalizzato il parco Robinson, cospargendolo di rifiuti. A permettere la loro identificazione, le immagini del sistema di videosorveglianza del territorio che sono state analizzate dagli agenti della polizia locale. L'intervento era scattato a seguito di una segnalazione dei volontari dell'associazione Schio Siamo Noi, che si occupa della tutela e cura del territorio. Nei confronti dei 3 giovanissimi vandali, recidivi per comportamenti incivili simili, scatterà il verbale di infrazione con relativa sanzione amministrativa. Dispiace constatare che i responsabili di questi atti incivili siano ancora una volta dei giovanissimi, già noti purtroppo per vandalismi. Continueremo a contrastare con decisione questi comportamenti, perché il rispetto per la nostra città non è negoziabile. Ringrazio la polizia locale per il lavoro tempestivo e i volontari di Schio Siamo Noi per la segnalazione e il pronto intervento di polizia. Parliamo di volontariato, ma per una causa, quella della cura alle malattie dei bambini, sono arrivati nel pomeriggio di ieri a Treviso, accolti dagli alpini e dal sindaco Mario Conte, i 6 marciatori della camminata per i bambini, che ha lo scopo di raccogliere fondi per gli ospedali Gaslini di Genova e il Burlo di Trieste. La marcia, partita il 25 aprile scorso da Trieste, arriverà a giugno a Genova e riprenderà proprio oggi da Castelfranco. Fa lunga? Poco. È caldo oggi, benvenuti. Si supera tutto. Con gli alpini si supera tutto. Benvenuti. Che onore. Grazie. Complimenti per quello che state facendo. È il 5º anno che lo facciamo, ma il 2º anno per l'ospedale Burlo di Trieste, il Gaslini di Genova, per la raccolta fondi. Con questi soldi che raccogliamo compriamo macchinari all'allergologia di Trieste, al Burlo, e all'allergologia del Gaslini di Genova e all'oncologia di Genova. Noi compriamo solo macchinari per questi reparti qua. Treviso è una tappa che è 2 anni che ci fermiamo. Abbiamo sentito gli alpini e ci siamo trovati bene l'anno scorso, e anche quest'anno ci siamo fermati perché ci hanno sempre ospitato come sempre fanno. Accogliamo volentieri questi ragazzi, si prodigano per uno scopo meraviglioso. Chiedono poco in realtà, perché ci hanno sempre chiesto solamente un po', se avete un posto da dormire, qualcosa che possiamo appoggiarci. Il grande cuore degli alpini, come sempre, ha risposto quest'anno in maniera anche notevole, perché li abbiamo presi, li abbiamo accompagnati, saranno a cena stasera presso il gruppo Città di Treviso, si fermeranno lì a dormire, domani mattina riceveranno una buona colazione per poi incamminarsi domani mattina dopo la benedizione ricevuta dal Vescovo alle 8:30 in Piazza al Duomo, e lì proseguiranno verso Castelfranco, dove troveranno nuovamente gli alpini, il gruppo alpini di Castelfranco Veneto. Sì, li ringrazio perché far parte di questo importante percorso paesaggistico, ma soprattutto di beneficenza, per noi è un grande onore. Insieme agli alpini di Treviso li abbiamo accolti qua in Piazza dei Signori proprio per dar loro sostegno anche fisico, perché questa sera ceneranno e dormiranno nella sede degli alpini, però soprattutto per promuovere la loro missione. Fa parte del nostro DNA, noi non possiamo neanche pensare di dire di no davanti a una cosa del genere, viene proprio spontaneo rispondere sì, presenti, quando un'iniziativa così bella viene a suonare il campanello presso l'associazione. Ed è giunta alla sua 27ª edizione a Jesolo, quella della mostra delle sculture di sabbia, riconosciuta la città poi anche come città europea dello sport.
Da domenica 4 maggio sarà visitabile la nuova edizione della mostra di sculture di sabbia in piazza Brescia a Jesolo. La manifestazione, giunta alla sua 27esima edizione, sarà dedicata allo sport e celebra il riconoscimento Città Europea dello Sport per il 2025 da parte di HSC Europe. La mostra sarà composta da 6 opere realizzate da un gruppo di artisti internazionali. Ognuna è un omaggio alle emozioni, alla dedizione e alla forza che contraddistinguono gli atleti e gli sportivi. Un viaggio emozionante che attraversa le storie di sfide, vittorie e passione. Caratterizzata dai simboli sportivi più iconici, dalle figure di atleti in movimento e passando per scenari che richiamano lo spirito di competizione e il lavoro di squadra, l'esposizione invita i visitatori a riflettere sul legame tra sport e arte. Siamo giunti alla conclusione di questa nostra prima edizione. Ricordo come sempre dopo la sigla le previsioni del tempo, temperature in calo anche di 10 gradi da partire dai prossimi giorni. Dopo il meteo, come di consueto, la nuova puntata di Agricoltura. Grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti. L'augurio di una buona giornata, appuntamento con i telegiornali della sera. Arrivederci.